What's taken for granted? An attraction. What's the feeling of loving? But if I touch you, I feel it. Something funny burning in me. What a feeling that keeps on telling me that I should remember all your tender kisses that I yearn for, long for. But all this funny feeling that reminds me about you, above all. My little Sonny, I get this funny feeling like a caveman, a man of the past, a past in the woods, thinking about of yesterday's gone, by and gone, by and gone by. But my emotions, what emotions, are keeping hanging on to you, are keeping hanging on to you. All your tender kisses that I yearn for, long for. But all this funny that reminds me about you, bubble. Aiuto! Sparatoria in Garden Street. Gaetano Liguoro, l'italo-americano, posto degli agrumi, gravemente ferito. Il capo della famiglia Liguoro in fin di vita. Voglio sapere chi è che mi ha fatto questo regalo. Sì. La carognata deve essere partita dall'Italia. Dovete scoprire chi è quel cornuto che ha armato la mano del sicario e fargliela pagare cara. Sto fetente non vuoi parlare. E chi non vuoi parlare non ha da sentire più. Eccomi a voi, donna Carolina. Scusatemi il ritardo, ma sapete bene quanto c'è da fare. Accomodatevi, don Salvatore. E allora? Ecco qua. Dovete occuparvi voi della retta dei ragazzi. Io non potrò andarli a trovare prima della prossima settimana. Piuttosto ditemi, cosa ne pensate della vendita dell'oliveto di San Nicola? Rendere rende, ma dopo la lunga malattia del fattore... Beh, voi capite, è stato un brutto colpo. Ha mandato avanti il podere fin da quando ero bambina. Di uomini fidati e onesti come lui se n'è perso lo stampo, don Salvatore. So che voi siete sempre stato legato alla nostra famiglia. Prima mio padre, poi mio marito.
Capisco che non è facile tutelare gli interessi di una vedova con 2 figli da crescere. Ma per carità, che cosa dite? Sapete bene che è mio preciso dovere assistervi. Comunque non vi nascondo che sono preoccupato. Vedete, prima l'incendio ai silos della Cesaria e poi il sabotaggio ai vostri pescherecci. Troppi guai, donna Carolina. Troppe sciagure si sono susseguite in questi ultimi tempi. Avete qualche idea precisa in proposito? So soltanto che chi colpisce ha la mano lunga, molto lunga. Mi sembra di essere tornata agli anni della mia giovinezza, ai vecchi tempi. Quando eravamo in America, ve lo ricordate, Don Salvatore? Certe persone mi tornano spesso alla mente. Lucky De Simone, per esempio. Già, ricordo. Era un uomo che non riesco a dimenticare. Così affezionata a mio padre. Non mi lasciava mai sola. Una patatina? Grazie. Per piacere, ti dispiace tenermi la busta? Se esagero ingrasso troppo. Andiamo da quella parte. Vieni. Andiamo. Che fai? Su. Dai, corri. Di Lucky De Simone so quasi tutto. Ma come si introdusse nella famiglia non l'ho mai saputo. Caro Don Salvatore, è una storia lunga. Tutto cominciò una sera. Zitta! Non gridare. Non ce l'ho con te, piccola. Devi fare soltanto quello che ti dico. Adesso va subito a chiamare tuo padre. Quei luridi bastardi mi hanno ridotto piuttosto male. Avverti Don Calogero. Oh! Solo lui può aiutarmi. Solamente lui. Va. Quell'uomo era un tipo strano. Viveva in una squalida pensione nel Bronx. Mister De Simone, al telefono!
Sì, sono Lucky. Che c'è? Il solito lavoretto. Spota al rospo. Non ha pagato. Pensaci tu, stesso trattamento. Va bene, d'accordo, ci penso io. Salve, Lucky. Hello, Schwartz. Se ti manda il capo, digli che dovrà aspettare questa volta. Lo sai che aspettare lo rende nervoso. Schwartz è sistemato. Il malloppo lo passo a Alfonso, come sempre. Intanto dici da me qualche incarico più importante. Ok. Ecco qua. Ha imparato la canzone. Strofa e ritornello. La sua ostinazione ad agire da solo gli procurava spesso dei nemici. Dopo quel malaugurato incidente, i sospetti caddero su di lui e venne arrestato. Ma le prove a suo carico erano soltanto indiziarie e mio padre, tramite i suoi avvocati, riuscì a farlo assolvere, accollandosi tutte le spese del processo. Fu un gesto generoso e Lucky non lo dimenticò. Da allora la sua riconoscenza per mio padre divenne quasi adorazione. Del resto, anche papà l'aveva preso a ben volere. Sapeva che poteva fidarsi ciecamente di lui e quasi ogni giorno, all'uscita della scuola, me lo mandava incontro. Hello, Lucky. Hello. Come va la scuola? Non vedo proprio l'ora di finire. E poi
Poi cosa? Papà ha promesso di mandarmi in vacanza in Europa. Bene. Parigi, Londra, Vienna, Roma. Inoltre mi piacerebbe molto visitare Palermo. Perché, sai, mio padre è siciliano. Anche il mio. Ah sì, non me lo avevi mai detto. Vive con te oppure è rimasto in Italia come la maggior parte dei genitori di quelli che sono emigrati? A 5 anni ero già orfano, con tanta rabbia in corpo e solo a lottare contro la vita. Povero Lucky, per te deve essere stata un'esperienza veramente terribile. Ma adesso non sei più solo, sei circondato d'affetto. Una famiglia ce l'hai, hai mio padre. Sai, è molto soddisfatto del tuo lavoro, lo dice sempre. Sì, riconosco che Don Calogero è molto generoso nei miei confronti. Però vedi, Carol, questo non è tutto. Tu sei cresciuta in un altro ambiente, non sai quanto sia dura la miseria. Questo che cosa vuol dire? Mio padre stesso si è fatto da solo. È vero, ma la realtà è che non tutti hanno la stessa fortuna. La mia vita fu una battaglia continua. Avevo trovato una donna che pareva che mi amasse, invece è stato un fallimento. Una donna? Sì, E l'hai sposata? stavo per farlo, ma quella se ne andò con un altro. E allora dopo? Mi lasciò una bambina che ora ha 5 anni. L'affidai ad un orfanotrofio. Che potevo fare? Niente. Della madre neanche una piccola traccia. Buongiorno, sorella. Permesso? Sì, avanti. Madre, c'è Mr. Smith che vuole parlarle. Mr. Smith? Sì, il padre della piccola Rita. Era parecchio che non veniva. Ah, sì, lo faccia pure entrare. Prego, si accomodi, Mr. Smith. Grazie. Era molto tempo che non veniva a trovarci. Sì, madre. Sono stato assente 8 mesi nel timore che questo possa ripetersi. Sono venuto perché vorrei pagare in anticipo la retta per il prossimo anno. Molto bene. Vuol vedere la bambina? Sì, certo. Rita, che te fecero? Cos'hai al ginocchio? Non è niente, è solamente una sbucciatura. Cose che capitano ai bambini vivaci. Già. Nel caso dovessi assentarmi di nuovo, penso che bastino per tutto il necessario. Del resto so che la picciridda è in buone mani. Buongiorno. E Carol, perché Che cosa? parlo spesso di sfortuna. Sì. Povero Lucky, ha avuto una vita molto difficile, Don Salvatore. Già.
Signora, hanno portato dei fiori. Che belli. Molto belli. E questo per lei. Mettili in un vaso, Lucia. Ma in America a quei tempi la vita era dura per tutti. Mio Dio, che cosa orribile. Tuo cugino Carmine non ha voluto sentire. Anche Carmine. Gaetano Liguoro è ancora all'International Hospital. La chirurgia americana fa veramente dei miracoli. Che dobbiamo fare? Donna Carolina ha fatto chiamare da Nuova York Mike Artusi. Sì, col volo delle 6. Siete certi della morte di vostro cugino? Lei vive in America, Mr. Mike. Qui da noi le orecchie strappate dalla testa assumono un significato ben preciso. Alla vostra richiesta sono subito accorso. Mio padre... Sì, mio padre era molto amico del suo. Anche lui non volle mai avere a che fare con la droga, soprattutto perché i nostri interessi commerciali sono ancora oggi orientati in tutt'altra direzione. Anche se il nostro gruppo finanziario ha contatti con la famiglia Liguoro, certe amicizie vanno sempre rispettate. Lei mi capisce, Don Salvatore? Per prima cosa voglio conoscere tutto, con esattezza. E se mi sarà possibile sistemerò questa faccenda. Sempre che Don Gaetano riesca a salvare la pelle. Allora, potete raccontare tutto al signor Beyk. Come volete, donna Carolina. Io conosco bene come si svolsero i fatti e comincerò dal principio. Sentite qua. Al ricevimento offerto per l'elezione del senatore Davidson, tra le altre personalità era presente, oltre ai funzionari governativi e al procuratore distrettuale, Calogero Miceli, noto esponente della... Sto figlio di chiave che è Don Calogero Miceli. Si è dato alla politica. La protezione dei pezzi grossi vuole farci concorrenza.
vuole la guerra, guerra sarà. È in campana, eh? Perché c'è qualcosa nell'aria? Avverte Don Calogero che è stato segnato. Come hai detto? Me ne fotto se sta con l'amica. Corri da lui. E avvisalo che a quella riunione la serie scotta, hai capito? Mi raccomando a te, eh? Trovare la merce diventa sempre più difficile. Adesso anche i piccoli cominciano ad alzare la cresta. Che buffa. Lo guaio è che se non eliminiamo il traffico spicciolo va a finire che li beccano. I veri piatti vengono a ficcare il naso nei nostri affari. E quello che dico sempre, sti quattro le cose fatiche. ancora marciano per fortuna. Ah, il mondo sta Signori. Salutiamo a tutti e scusatemi per il ritardo. Un incidente imprevisto mi ha impedito di essere puntuale. Vedo che manca vostro fratello, Don Gaetano. Tony Liguoro non è potuto venire, è a letto con l'influenza. E basta uno della famiglia, no? Mio fratello mi ha lasciato una delega in perfetta regola. Apriamo la seduta. Siamo tra amici e persone onorate. Ognuno esponga chiaramente il suo pensiero, in quanto alla delega è già stata verificata. Allora procediamo. Sappiamo tutti perché ci siamo riuniti. O business e o business. E non dobbiamo andare troppo per il sottile. Trascurare la droga significherebbe farsi anticipare da altri gruppi, questo è chiaro. Mio fratello Antonio sarà una testa calda, però ha coraggio e vede giusto. E io sono solidale con lui. Mi sono spiegato bene. No, non sono d'accordo. Quello è un campo che comprometterebbe i nostri rapporti con certi ambienti molto importanti, che ci hanno permesso di arrivare dove oggi siamo arrivati. Parlate solo per voi, Don Calogero. Io non ho bisogno di nessuno. La legge me la faccio per conto mio. Qualche volta serve pure da metterlo con lo sputo. Ha portato degli utili specialmente a voi, mentre il nuovo affare è un dolce troppo appetitoso e la torta è preferibile mangiarla fra di noi. Io e mio fratello Antonio abbiamo già un piano. Basterà agire di comune accordo e in breve tempo ci sarà da spartire fra tutti un bel mucchio di dollari. Fra tutti o solo fra di voi? Che volete dire? Da parte nostra abbiamo sempre rispettato le regole. Non abbiamo mai barato al gioco noi. E gli amici qui presenti possono testimoniarlo. Con prove alla mano. Giusto, Don Gaetano. Però sappiamo tutti come ha rimiscati i carte. Certe vostre insinuazioni non mi garbano, Don Calogero. Andateci piano. Questo è un consiglio. Ma signori miei, vi prego, un po' di calma. Gli animi sono troppo accesi. Direi di rimandare la discussione a un altro giorno. Tolgo il disturbo. Andiamo, Angelo. Io non pesti i piedi a nessuno. Ma se venessi in mente a qualcuno di intralciare il mio lavoro, saranno tutte crisantemi. Noi dalla famiglia Liguoro non badiamo a spese. Andiamoci. La riunione dei padrini, come prevedevo, è stata una porcata. Ho avuto la conferma che i fratelli Liguoro vogliono fregarci. Alla riunione Tony non era presente. Quel fetente non ha avuto la faccia di incontrarmi. Questa storia è cominciata con un attentato alla mia vita e finirà soltanto con la fine dei fratelli Liguoro o con la mia.
E non è improbabile che si scateni una guerra. Che hai steso il guaglione? Bene, questo è questo. E questo al colibrì. E anche la brunetta, eh? Tu e tu, venite con me. Alla fine, ragazzi, è andato in bianco. Va a vedere chi è. Tira, tira, e quello niente. Fuori la grana. Tieni. 22 dosi, esatto? Ok, ma bisogna aumentare. Aumentare un cavolo, bellezza mia. I clienti si mettono a fiutare e poi fanno certe figure, non posso mica chiudere bottega. Porca miseria. Senti, di un po', che ne diresti di portartene una in camera, eh? How dare you take my girl, you lousy man! Get out of here! Sons of bitches, get out of here! All of you! L'ultima partita di merce arrivata dalla Francia mi è costato un occhio. Al punto in cui siamo non possiamo più perdere tempo. O con le buone o con le cattive a robe sa da vincere. Che puttana è facile, ma con i biscazzieri no. Ghill stanno tutto in mano a Don Calogero. Lo saccio, però basta scegliere il modo giusto per convincerli.
How are you tonight? Do you think we can win with a hand like this? No, really, we're going to lose. Plus, I can't afford any more. Some whiskey here. Hey, how many cards you want? What's happening? Allora, Gonzales, la tua risposta. Vedi, io... E siccome la notte porta consiglio, voglio la tua risposta per domani. Ok, va bene, Tony. Ricordati, ho detto domani. Yeah, that's what I came for too, but it doesn't seem to be going. It did. Oh, you better watch yourself. Oh, your old man. Bartender. What did you know, on the last one, I had 2 5s and 2 4s. Yeah. The guy bit me with 2 5s and 2 6s. Well, I could have won. Sono Gonzales. Anyway, what happened in this place? Listen back. Ah, there's nothing, is it? Huh? Yes, no, I'm going to win the hand. Sto figlio e zoccola. Hey, what's going on? Fuori tutti! Hey, what are you doing? Hey, put your hands on me! Cassate tutte qua! Hey, what's going on here? Yeah. Mi ha puntato forte su Gorilla Jones. E quando lui scommette non vuole perdere. Gli devi fare questo piacere, è chiaro, anche perché questo mese non sei stata una buona mamma. E Tony diventa molto nervoso quando la droga gli rimane in magazzino. Da questo momento in avanti devi almeno raddoppiare il giro, se no saranno guai. Il capo non perdona e le sue lezioni sono pesanti. Ne sa qualcosa in questo momento chi lo strunze e Frank Salzman. E queste o bigliette di visita e i Toni Liguora. Troppo match stasera. Passa dal capo, ti aspetta. Come on, Tiger. All right, let's see some action. Get in there. Look. Get up. Footwork. Come on, keep circling. Circling. There you got him. Got him. Double.
All I can say is that after tonight, the bum is all washed up. God damn it, I bet everything I had on him. Yeah, me too. Siamo nei guai, ragazzo. Ma come, mister? Non mette knockout? Già. E lei, donna Carolina, è molto tempo che ha lasciato New York? Beh, qualche mese dopo l'attentato che mio padre subì all'incrocio della Mulberry Street. Benché se la fosse cavata semplicemente con una ferita di striscio, ebbene, non si sentiva molto tranquillo nei miei confronti. E così un pomeriggio... Sì, Carolina, ho deciso. È vero che qui sei ben protetta. Ma più lontano stai da quest'inferno, e meglio è. Ti accompagnerà Salvatore Caruso. È un uomo fedato. Inoltre, ha l'ordine di tenersi giornalmente in contatto con me. Lo so che è una separazione, ma vedrai. La Sicilia è un paradiso terrestre, una terra benedetta da Dio. Sì, papà, l'ho sempre desiderato, ma adesso che è venuto il momento... Sì, certo, ti capisco. Ma pensa che andrai a stare sul mare. In casa degli zii che ti vogliono bene. Loro già ti stanno aspettando. Va bene, farò come vuoi tu, anche se mi dispiace molto lasciarti. Brava, figlia mia. Gli amici di qua non mi hanno mai perdonato di aver sposato un'americana. E lei invece mi ha dato a te, così dolce, così cara, così diversa, eppure tanto simile a noi italiani. Questi sono i motivi che spinsero mio padre a mandarmi via dall'America. E così Don Salvatore mi accompagnò qui in Italia dagli zii e non vidi più mio padre da allora. Certo, quello non era il clima più adatto per una ragazza. Era un clima che faceva presagire il peggio. Io però non me ne rendevo conto a quell'età. L'unica preoccupazione era di finire presto la scuola. Quanti anni sono passati? Beata te, Carol, che sei così spensierata. Oggi anche tu. Già. Vedi, l'umore è come il tempo. Una volta è buono e allora tutto va bene. Invece quando è cattivo non c'è niente da fare. Questa è la vita. Beh, meglio parlare d'autro. Oggi sono allegro. Piuttosto. E i tuoi innamorati, eh? Certo che per una ragazza bella e intelligente come a te non deve essere difficile. Allora, dove vuoi andare? Al pattinaggio? Sì, ma prima il solito gelato. Ok. L'incoscienza dei giovani è senza limiti. Allora non sospettavo che la vita potesse essere così dura, così crudele, così spietata.
La guerra tra le famiglie imperversava e dilagava coinvolgendo tutti. I capi dirigevano le loro organizzazioni ben protetti. Don Salvatore, voi del resto sapete meglio di me che cosa succedeva in quegli anni. Sicuro, donna Carolina. Se il signor Mike permette. Certo, sono qui per questo. Combattere gli uni contro gli altri spietatamente, per anni e anni, va solo a danno degli interessi comuni. Vedremo di riaccomodare tutte le cose. Dunque, come avrà certamente capito, Don Calogero mi onorava della sua fiducia. E quando venni, per ordine suo, qui in Italia, diventai il consigliore di Don Nicola Cangemi, che aveva sposato Donna Carolina. Ebbene, le vicende delle due famiglie, Miceli e Liguoro, posso dire che mi sono note in tutti i particolari. Le ricordo perfettamente. L'intervento di Don Calogero, invece di calmare le acque, diede inizio a una serie di aspri contrasti in cui fu coinvolto l'Acchide Simone. Povero figlio. Ma andiamo con ordine. Riguardo al mio viaggio, ricordo come fosse ora il giorno della mia partenza. Quella mattina avevo appuntamento con mio fratello Alfonso. Ehi, Torino. E allora? Che cosa è successo da tanto urgente? Perché hai voluto che ci incontrassimo all'alba in mezzo alla strada? Alfo, me ne vai, io lasso l'America. Che fai, l'assa America? E dove vai? Vieni, vieni che ti racconto. E così mi tocca accompagnare la figlia di Don Calogero in Sicilia. Ecco, tene, fratuzzo mio. Mi deve dare retta, Alfonso. Deve fare quello che ti dico. Con questi comprati il biglietto e raggiungimi al più presto. Ma come, parte via? Sì. E un nevaio. Come infermiere all'ospedale con i servizi per Don Calogero, qui mi arrangio. Minchiate. I picciotti già se ne andarono ai materassi. Presto la terra scotterà. E va bene, Turito, faccio come tu dici. Cercherò di raggiungere il Messico. Sai che in Sicilia non posso tornare. E a me il sole mi piace. Addio, fratuzzo. Addio. Che Santa Rosaria ti protegga. Addio. I fratelli Caruso. Beh, i fratelli Caruso c'è simme levate rippalla. Salvatore è salito su un piroscafo per accompagnare in Italia la figlia di Don Calogero, mentre Alfonso ha preferito il carro funebre. Gli ho mandato a nome tuo un cuscino di gardenie. Il piazzamento della droga comincia a marciare. Se non ci fosse l'ostacolo e il chillu fedente che con l'appoggio del senatore si è accaparrato il giro dei sindacati del porto e delle bische clandestine, a quest'ora saremmo i padroni della città. Dammi il via e io sono pronto a farli fuori tutti, insieme a chillu figlia Endrocchia e Luca De Simone che gli guarda le spalle. Hai detto buono, guaglio. Non ci rimane altro che fare piazza pulita. Riguardo al senatore saccio io quello che devo fare. Ma per quell'altro? Basterà tenere d'occhio i dintorni e bruccoli. Ok. Bene. Addio, senatore.
What is it? I heard a noise. Must be a cat. Did you hear it? Huh. Come on, let's go. Tu dovevi seguire le istruzioni che ti avevo dato. Disgraziato, che bisogno c'era di farle fuori. Quei due mi hanno aggredito, mi dovevo pure difendere. Sì, lo so che hanno cominciato loro, Lucky. Ma in questo momento non voglio altre camorrie, mi sono spiegato. Per adesso devi allontanarti da Nuova York e cerca di non farti vedere dalla polizia, hai capito? Ah. Pagò con la morte una vita sbagliata, vittima di un ingranaggio in cui si trovò coinvolto come tanti altri, suo malgrado. Il killer del Fudon Calogero è più dritto di quanto non pensasse. Rintraccialo. Mi voglio proprio levare lo sfizio di sistemarlo personalmente. Bene, capo. Vai. Si sarà sicuramente nascosto. Vedrai che questa volta non la fa franca. Sto pensando che forse Umitra non serve. O potremmo fottere diversamente, riservandogli una fine più lenta, come quella carogna si merita. Tiene un certo debole per le puttanelle. E prima che Don Calogero lo salvasse dalla galera, credo che fiutasse cocaina. Basta farlo ricominciare. Sta tranquillo. Me lo lavoro io. A costo di rivoltarmela nel letto per una settimana. Te lo impasticco per benino. È brava pupa. Quando sarà cotto, avvisami. E devi credere, bambola, la solitudine è proprio una compagnia di merda. Morto il capo, eccomi qua, a ramestare nella spazzatura come un cane rognoso. Io una cuccia ce l'ho.
La donna che Angelo gli aveva messo alle costole riuscì a fargli riprendere il vizio della gioga, fornendogli dosi sempre più forti. E dopo averlo spramuto come un limone, lo aveva improvvisamente piantato, lasciandolo all'asciutto. Luca fu costretto a procurarsi gli stupefacenti presso gli spacciatori di Tony Liguoro. Ehi, ragazzo. Dici a Larry che sono 2 ore che aspetto. Appena c'è qualcosa me lo comunica a questo numero. Sì, bene, signore. Grazie. Il signore ha ordinato tè e latte. Bene. Il latte che cerca lei è terminato. Chiamami appena ce l'hai. Bene. Presto, Luis. No, mi dispiace, Lucky. Sono rimasto a secco. Tirala fuori, ho detto. Hai capito? Sono parecchi giorni che non mi portano... Anche tu. Vi siete messi tutti d'accordo, carogne. Te lo giuro, Lucky, è la verità. Non mi portano niente da molto tempo. Tieni, dammi da mangiare. Li ammazzo! Li ammazzo!
una soffiata, Lucky seppe che Tony Liguoro preparava un nuovo colpo. Una rapina, immagino. Forse in un'altra città? Sì, a Santa Monica. E Lucky non mancò a quell'appuntamento. Infatti, dopo la morte dell'onorato padre di donna Carolina, Lucky, senza più un appoggio, assetato di vendetta e ubriaco di droga, era ossessionato da un'idea fissa, quella di vendicare la morte di Don Calogero, e pronto per questo a rischiare il tutto per tutto. Da allora in poi quell'uomo, sfuggendo miracolosamente alla polizia, si aggregò a piccole bande rivali che imperversavano, dandosi spesso battaglia fra di loro.
così anche Lucky fece una brutta fine. Mitragliato al cuore come il suo peggior nemico, Tony Liguoro. Ma la morte di Tony Liguoro non significò la fine della guerra. Continuò purtroppo anche qui in Italia. Gli uomini sono cambiati, le nuove generazioni si fanno avanti, ma i sistemi rimangono sempre gli stessi, inesorabilmente. Chiunque tradisca o divida le regole viene immancabilmente raggiunto e paga sempre con la vita, sia qui che in America, o dovunque esistano cosche mafiose. Hai detto per qualche cosa da Rosa fa fare. Meschino come la riduce. Mio cugino Carmine Miceli è stato l'ultimo della famiglia a pagare con la sua vita una fine tremenda. So tutto, donna Carolina. E sono proprio questi ultimi avvenimenti che mi hanno fatto venire in Italia. Oltre alla sua ambasciata, si intende. La ragione per cui sono qui è perché sento il dovere di onorare la vecchia amicizia che ha sempre legato i nostri genitori, anche se uno operava a New York e l'altro a Chicago. Ed io mantengo sempre fede alle promesse fatte. Bene, d'accordo. Sì? Fate passare. Andiamo, sorella.
Ti aspettavo. E allora? Don Gaetano, quello che si doveva fare è stato fatto. Ora pensate soltanto a guarire. Avevo visto giusti, non potevano essere stati con loro, i miceli. È così o no? È così, Don Gaetano. Salvatore Caruso ha pagato anche lui il suo debito. Forse è stato l'ultimo, forse... chissà, altri anelli potranno aggiungersi a questa lunga catena dalle maglie bagnate di sangue. Ma i vostri uomini non vi abbandoneranno. Vi saranno fedeli, come sempre, voi lo sapete. In silenzio, segretamente. No. Come lo fu mio padre, come lo sono io. No. E tutti gli altri. Adesso dovete avere tanto coraggio e pensare solo a rimettervi Don Gaetano Liguoro. Altre vendette? No, non più. Avete l'organizzazione che vi ha lasciato vostro fratello e questa deve andare avanti, rafforzarsi per mantenere fede al giuramento che abbiamo fatto unendoci a voi. No, Mike. È un giuramento falso. Un giuramento condannato da Dio e dagli uomini e di cui dovremo rendere conto a chi tutto sa e tutto vede. Tutto vede. Attraction, with fulfilling and loving body pie. Touch you, I feel it, something funny, burning in me. With a feeling that keeps on telling me that I should remember all your tender kisses, never yearn for, long for. Oh, this funny feeling that reminds me about you, above all.